D'altronde, se si gioca col fuoco, è inevitabile. Questo è un video al quale io tengo particolarmente. Il mio obiettivo è sempre stato darvi informazioni chiare e corrette, a prescindere dal fatto che queste informazioni andassero contro l'opinione pubblica o non fossero particolarmente apprezzate. Oggi andrò contro l'opinione di tanti pseudo esperti di finanza qui su YouTube. Ora, io non ce l'ho particolarmente con loro, non è un attacco ad personam e sicuramente non voglio criticare il loro operato, ognuno fa il suo, io guardo il mio orticello. Quello che voglio fare io è smascherare una delle pratiche di investimento più rischiose degli ultimi 10 anni. Sto parlando del peer-to-peer lending, che nasce più o meno nel 2005. Su YouTube ci sono un sacco di video riguardo a cos'è, come funziona e come investire. Io oggi voglio parlare non dei tecnicismi a riguardo, ma dove vanno effettivamente i soldi che state prestando alle persone. In uno dei primi video che ho registrato, che vi lascio qui in alto a destra, parlavo del credito al consumo. Il credito al consumo non è nient'altro che concedere del denaro a dei privati da parte di banche e altre imprese finanziarie. Questo denaro viene usato per comprare dei beni o servizi e attenzione a non confondere il prestito al consumo con il mutuo. Il mutuo funziona nello stesso modo, però serve per comprare beni durevoli o comunque molto onerosi, come ad esempio le case. Ho fatto un video anche sul mutuo che trovate qui in alto a destra. Fatta questa premessa, sappiate che le piattaforme di peer-to-peer lending fanno la stessa identica cosa, prestano dei soldi alle persone, quindi si può dire che sia una sorta di credito al consumo. È un luogo virtuale nel quale si incontrano domanda e offerta. Chiunque abbia bisogno di soldi, quindi bisogno di un prestito, si affida a queste piattaforme e riceve il suo prestito. Dall'altra parte ci sono tante persone che vogliono investire soldi su questa piattaforma, quindi hanno dei soldi in più da prestare. Ora non è che avvenga effettivamente un prestito da persona a persona. La persona che ha bisogno di 15.000 euro, ad esempio per la sua azienda di grissini, chiede alla piattaforma 15.000 euro e le persone che investono su quella piattaforma comprano delle quote di questo prestito. Perciò abbiamo capito che di mezzo ci sono degli intermediari, ci sono degli operatori che si occupano di gestire le quote del fondo e di gestire i profili di rischio dei propri clienti. Ovviamente se sto prestando dei soldi mi aspetto indietro degli interessi, devo guadagnarci in qualche modo. E interessi significa che c'è del rischio. Il tasso di interesse che mi viene garantito infatti dipende da quanto tempo i soldi restano fuori dal mio portafoglio, quindi rimangono investiti, quanto tempo ci mette quella persona a rimborsarmeli, ma anche quanto rischio ha questa mia operazione. E attenzione, aprite le orecchie perché ora viene il punto fondamentale di questo video, l'inghippo di queste piattaforme. Scusa per l'interruzione, prometto che ci metterò poco. Nella descrizione di questo video ci sono link utili sia per le fonti che per i miei social. Ricordati anche di mettere un mi piace perché altrimenti non capisco se ti piacciono i miei video. Detto questo, buon video. Tu puoi mettermi un tasso di interesse alto quanto vuoi, anche del 100%, ma se la persona che mi deve restituire i soldi non ce li ha, non me li restituirà. Quello che voglio dire è che la logica del tasso di interesse che si alza in base al rischio è sacrosanta, è giustissima, però il rischio rimane. Se io sto prestando dei soldi a una persona che evidentemente non ne ha abbastanza e che quindi li sta chiedendo e gli metto un tasso di interesse altissimo, significa che mi dovrà dare molti più soldi di quanti me ne ha chiesti. È un'operazione molto rischiosa, probabilmente non li avrà da ridarmeli. Per farvi capire quanto siano rischiose queste operazioni su queste piattaforme, vi dirò un semplice dato. Sui mercati finanziari fare un investimento con un profilo di rischio medio-basso ti dà un rendimento del 2%, al più. Ora, le piattaforme di peer-to-peer lending danno un interesse del 10% e più. Capite che il rischio è reale. Lasciarsi ingolosire da dei rendimenti così alti è un errore da principianti che quasi tutti commettono quando si approcciano ai mercati. Tuttavia, questo business model non è redditizio sul lungo periodo, magari sul breve periodo potrà farvi fare un po' di soldi, potrà andarvi bene qualche transazione, ma dopo li perdete, anche perché parte di questi soldi, parte di questo tasso di interesse, se lo prende la piattaforma. Qualcuno in questo momento sicuramente starà scrivendo nei commenti: guarda che per alcuni di questi investimenti sono presenti delle garanzie reali. E io vi dico, è vero, è assolutamente vero. Tuttavia, per riscuotere quelle garanzie reali, soprattutto in Italia, ci vogliono un sacco di anni, se non decenni, e soprattutto delle spese enormi da parte della piattaforma. Ed è proprio per questo che molte di queste piattaforme pian piano stanno fallendo. D'altronde, se si gioca col fuoco, è inevitabile.
E qui veniamo ad un altro problema di queste piattaforme. I prestiti che fanno sono prestiti non finalizzati. E questo cosa significa? Significa che stanno prestando dei soldi alle persone non per comprare una specifica cosa. Così, stanno prestando soldi senza sapere cosa ne faranno. Equivale praticamente ad andare in giro per strada a incrociare una persona che ti chiede 10.000 euro. Tu, senza sapere che cosa ne farà, gli dici: va bene, ti do 10.000 euro in contanti, ce li ho qui in tasca, stranamente, però voglio 1.000 euro indietro, oltre questi 10.000 euro. E tipo ti fa: ok, tu non sai per che cosa li userà. Ipotizziamo due casi. Nel primo caso, compra una macchina per andare a lavoro e quindi agevola i suoi spostamenti per andare a lavoro. In quel caso sarà in grado di ripagarti e ti darà anche gli interessi. Nel secondo caso, prende quei 10.000 euro e compra della droga. Non lo avevate previsto, vero? Morale della favola: se state prestando dei soldi, assicuratevi che l'altra persona sia in grado di restituirveli, perché se non sapete cosa ne farà con quel denaro, non è un buon investimento, anche se vi garantisce un rendimento molto molto alto. I soldi facili non esistono, non mi stancherò mai di ripeterlo, non esistono i soldi facili. Non vi ammorberò ulteriormente con altri dettagli, ma vi lascerò con un'ultima considerazione. La crisi del 2008 è nata per motivi più o meno simili. Si è iniziato a prestare del denaro per comprare delle case a persone che non avevano denaro e difficilmente avrebbero potuto fare dell'altro denaro, quindi non è stata una mossa proprio furba. Tuttavia c'era di mezzo il sistema bancario e l'entità di questi prestiti era molto più grande perché servivano per comprare degli immobili, quindi erano dei mutui, non del prestito al consumo. Detto questo, vi lascio con la morale del giorno, la citazione economica. Non sarà l'economia a rovinare gli investitori, saranno gli investitori stessi a farlo.